Oggi si celebra Santa Silvia. Il nome Silvia ha origine latina e significa abitante del bosco. Oggi 3 novembre si celebra la giornata internazionale delle riserve della biosfera. Si tratta dei luoghi in cui la natura e l'uomo convivono in armonia e rappresentano un impegno concreto per preservare la biodiversità, promuovere lo sviluppo sostenibile e connettere le persone con l'ambiente naturale. Questa celebrazione, proclamata dall'UNESCO, rappresenta un invito a prendere consapevolezza sugli equilibri terrestri e marini per vivere nel pieno rispetto della natura e degli organismi viventi. È il 3 novembre del 1914. Per limitare i disagi delle donne senza rinunciare alla bellezza femminile, la ricca ereditiera newyorkese Mary Phelps Jacobs, 19enne, attivista per la pace, brevetta il primo modello di reggiseno della storia. Ma cosa si intende per deformazioni dello spazio-tempo? Nel 1919 è stata osservata una vera e propria deviazione della luce dall'astronomo Arthur Eddington durante un'eclissi solare. Il Sole infatti è in grado di deviare leggermente la luce che arriva dalle stelle vicine. Possiamo immaginare i raggi come delle corde che, anziché essere tirate per bene, risultano appunto leggermente deformate, dando vita ad una deformazione dello spazio-tempo. Buongiorno e buon inizio settimana ai 12. È ancora una volta la luna a stupire tutti con le magie celesti. Si colloca a fine pesce ed entra in Ariete in giornata tra Saturno e Nettuno, romanticamente divisa tra razionalità e spirito, formando tanti trigoni con tanti altri pianeti. Vediamo cosa accade. Ariete, per voi l'ingresso della luna è trionfale, arriva con un'emozione e vi regala una certezza. Che dire, più di così, allargamento ed estensione lavorativa garantiti. Toro, per voi la luna sembra essere fioriera di buone sensazioni, di un certo clima rilassato, di un qualcosa che sembra essere decisamente migliorato per voi, quindi godetevi questo momento e soprattutto occhio a Venere che ha in serbo delle sorprese per voi. Gemelli, per voi oggi questo transito sembra segnare l'inizio di un bel lavoro di squadra, un inizio in cui empatizzerete molto e vi servirà per capire cosa avete intorno. Studiate bene la situazione. Cancro, per voi la luna oggi è di quadratura, ma è talmente poderosa e forma tanti di quegli aspetti che riuscirete a trarne il maggiore beneficio. Per voi c'è la tattica di Urano che funziona sempre, novità. E in più Marte e Mercurio che vi aiutano a essere assertivi e forti nelle vostre affermazioni. Leone, la vostra giornata oggi vede una stupenda luna di trigono che porta delle forti emozioni, seppure il Sole sembra un po' distante e sembra non andare troppo d'accordo con Plutone, oggi metterete via da parte i dubbi per abbracciare nuove certezze. Vergine, per voi la buona notizia è che la Luna smetterà di essere opposta e si mette in una condizione di farvi pensare a tutta una serie di strategie che hanno a che fare col passato o con le risorse familiari. Bilancia, per voi Venere oggi è veramente un po' problematica, quadra Giove a Plutone, è una Venere quindi dubbiosa, una Venere che ha bisogno di arrivare alle conclusioni per poter decidere. Scorpione, per voi oggi la giornata è quanto mai forte. Marte ancora nei vostri gradi sta tessendo tutta una serie di accordi con la Luna, Saturno, Nettuno, Urano, seppure distante. Riuscirete a trovare il bandolo della matassa e a uscire da una situazione problematica, anche con un po' di stanchezza perché il Sole oggi non parla molto nei vostri gradi.
Sagittario, Mercurio è tutto attivo nei vostri gradi e sembra comunque dialogare benissimo con Plutone, con Saturno, Nettuno, Luna e arriva persino a lontano Urano tramite dei aspetti di riflesso. Per voi oggi è una giornata in cui ogni parola sarà fortunata, potrà essere costruttiva e potrà creare nuove intese per edificare dei progetti molto importanti. Capricorno, per voi oggi la luna è di quadratura, qualche sensazione un po' sgradevole probabilmente, ma ci penserà Saturno, il vostro guardiano, a rendervi forti e soprattutto a reggere bene a tutta una serie di cose dette. Quel Mercurio proprio oggi non vi piace. Acquario, ottimo per voi, anche perché tutti i movimenti planetari sembrano convergere comunque sotto il vaglio di Plutone presente nei vostri gradi. Avrete la possibilità oggi di trasformare a vostro vantaggio tutta una serie di proposte e di iniziative. Pesci, magica oggi è la giornata che inizia benissimo con un bel esploit lavorativo, ma poi si veste di sentimentalismo e abbraccia altre parti del vostro essere. Vi sentite più forti e vi sentite, nonostante sapete che non tutti possono ascoltarvi in questo momento, un centro radiale di idee, emozioni e sensazioni che muovono un po' l'ambiente creativo intorno a voi. Il 3 novembre del 1978 si presenta per la prima volta al pubblico televisivo americano Arnold Jackson, protagonista della sitcom Diff'rent Strokes, che in Italia sarà trasmessa 2 anni più tardi, inizialmente col titolo Harlem contro Manhattan e quindi con Il mio amico Arnold. Rimarranno impresse nella memoria alcune mitiche battute di Arnold, su tutte "Che cavolo stai dicendo Willis?", rivolta al fratello. Se qualcuno o qualcosa è importante o famoso, rilevante in un determinato contesto e influente, in inglese si utilizza l'espressione someone of note, traducibile letteralmente con qualcuno degno di nota. Il matto del giorno è lo psicoanalista austriaco Wilhelm Reich. La sua teoria dell'orgone, l'energia cosmica che permea tutto lo spazio e fluisce nella materia vivente, il cui blocco sarebbe responsabile di diverse malattie, non fu accettata dalla comunità scientifica e gliene venne proibita l'applicazione terapeutica. Processato per aver ignorato il divieto, nel 1957 fu condannato a 2 anni di reclusione e morì in carcere. Negli ultimi anni soffrì di manie di persecuzione e sostenne di aver avuto esperienza diretta della presenza di extraterrestri. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono le onde a impedire che i mari siano semplicemente delle enormi pozzanghere. Grazie per essere stati con noi anche oggi e vi rinnovo l'appuntamento per domani.